praticamente che cosa dovrebbe avere per colpirti? Allora, ovviamente è inutile nascondere che l'attrazione fisica è una cosa importantissima, quindi comunque mi deve piacere, possibilmente Moro, però non escludo che possa piacermi una persona bionda con gli occhi azzurri, Certo. una persona diversa da tutta la massa, cerco speciale che ancora abbia dei valori dentro, quale è la fedeltà, in cui io credo molto, e che mi rispetti agli occhi di tutti. Certo. E come aspetto fisico quanto dovrebbe essere alto? Alto, abbastanza, mi piacciono le persone. Parliamo da 1,80 in poi? 1,80 a salire, un po' più Certo. bassino, non è... Come capelli, occhi, abbiamo detto questo non è importante. Moro, con gli occhi verdi, perché no? Moro con gli occhi verdi. E poi cosa possiamo dire? Non so, qualche altra cosa che Simpatico. Simpatico, cioè che sia una persona solare. Sì, che gli piace stare in mezzo alla gente, gli piace uscire, che non sia il solito guardiamoci il film a casa ogni sera, no. Certo. Dimmi Anna, quali sono i tuoi hobby? Il mio hobby è cantare, come ho già detto, ho fatto anche una trasmissione su Italia 1 un anno e mezzo fa circa, poi ho fatto un po' di cose su Rai 2, un po' di cose li ho Sai ballare? un pochino, me la cavo. Poi ho fatto il provino di Amici e l'ho superato. Diciamo che carattere deve avere, perché l'aspetto fisico non conta più di tanto. Dovrebbe essere orgoglioso, presuntuoso, forte, e penso che mi deve trattare male un pochino. Ti deve trattare male? Cioè a te ti piace il ragazzo un po' che... di rispetto da parte mia. Altrimenti... Ti piace il ragazzo macio, praticamente? E il micio... Col carattere forte. Okay. Niente. L'aspetto fisico non conta? Vabbè sì, c'ha sempre la sua importanza. Quanto dovrebbe essere alto? Più di me, 1,80 m e rotti. 1,80 m e passa? Sì. Tu quanto sei alta? 1,75 m. 1,75 m. C'hai gli occhi verdi, i capelli castani lunghi, per cui come aspetto fisico sei abbastanza carina, per cui naturalmente il ragazzo dovrebbe... No, vabbè, non è importante l'aspetto, cioè non ci faccio più tanto caso. Preferisco comunque un ragazzo che sia non brutto, però simpatico e di buon carattere. Certo. Cosa fai nella vita tu? Io studio e ogni tanto faccio delle sfilate di moda, concorsi, bellezza per atelier. Quali sono i tuoi hobby? Danzare, danza classica, moderna, contemporanea. Seria. Perché io non conviene fare queste cose. Esatto, dovrebbe lavorare? Sì. Cioè lavori che lavori? Sì. E poi un'altra cosa, l'età? L'età un 20, l'età giusta. Dai 20 in su? Sì. L'altezza? L'altezza è 1,20 m, una cosa di questo. 1 metro e? E qualche cosa. È 1 metro e quanto? 20. 1,20 m? Sì. Cioè lavori da 1,20 m a salire? Sì, alta. Una l'età mia, giusta. Da 1,20 m hai detto? Sì. Vabbè, contento tu. Ok. Quindi da 1,20 m a salire. Come età abbiamo detto dai 20 anni in su. Dimmi Salvo, quali sono i tuoi hobby? Cosa fai nella vita? Io lavoro e casa e basta, queste sono tutte le cose che faccio. Ok Manuela, vai. Allora Sandrino, lo so che sto facendo una pazzia, però vorrei farti riflettere sul nostro incontro, ricordarti che nella vita nulla succede per caso e se ci siamo incontrati per sbaglio, conosciuti per un errore, quello che sia, un motivo ci deve essere. Quindi tu rifletti, sai chi sono io e sai che siamo fatti l'uno per l'altro. Aspetto una tua risposta, un tuo messaggio e vedremo se questo strano amore siciliano funzionerà. Ok, bene amici, abbiamo sentito il videomessaggio d'amore di Manuela, 34 anni, che ha fatto per Sandrino, ma speriamo che Sandrino veda la trasmissione e si faccia avanti, ok? In bocca al lupo allora. Ideale. Vabbè, intelligente, colto, occhi, vabbè, no azzurri, anche che vanno sull'azzurro, gli occhi? Il verde, il violetto. Gli occhi? Anche, sì. Allora, le vuole un marziano, no? Uno sporchiccio caffè latte, uno striato di petrolio. Cioè dovrebbe essere? Anche. Ho capito. Fa parte di una rima. Sì. Sì. Dovrebbe essere alto? Sì. Quanto? Ma alto
vabbè, anche 1,70, non so, 1,68, non... E sei più alto? Anche, va bene. Dovrebbe avere un'età? Perché la coppia, il detto come dire, se vuoi una coppia carina, scegli il marito alto e la moglie bassina. Ah, bello questo proverbio. Proverbio siciliano? No, non, Un proverbio normale. Un detto. Ah, Veramente me l'ha detto una signora di Brescia questa cosa. sì, va bene, parliamo. Era molto bassa, lui molto alto. Ho capito. Va bene, lei cosa fa nella vita? Vabbè, io commercialista. Commercialista. Sì. Ha degli hobby in particolare? Vabbè, ho studiato teatro, quindi... Poi? Sport in particolare? Fa footing? Sì, Spesso? sport. Spesso? Sì, Quante volte a settimana? danza più che altro. Danza? Danza moderna. Ah, fa la danza moderna? Sì. Ma complimenti. Dal fisico, oddio. Ok, va bene. Fisico abbastanza sportivo. Sì, Ha detto che si chiama? Simona. Simona, e c'ha 36 anni. Sì, Ed è di Palermo. sì. Bene amici, abbiamo conosciuto Simona. Per chi fosse interessato, come dovrebbe essere questo tuo ragazzo ideale? Che cos'è che dovrebbe avere per piacerti? Beh, per me sicuro la cosa che è importante sia la bellezza, soprattutto il carattere, deve essere fedele, sincero. Penso che il carattere è sicuro la cosa che è più importante di una relazione. Innanzitutto di altezza quanto dovrebbe essere? Di altezza non troppo grande, dato che io sono 1,54 m, però più o meno 1,60 m, 70 massimo. Diciamo l'altezza normale. Sì, sì. Occhi, hai preferenze? Occhi, mi piace più un tipo scuro, sia capelli e occhi, sì sì, ma poi... Mediterraneo. Sì, infatti. Dimmi, dovrebbe lavorare oppure va bene anche uno studente, non so? Beh, direi già meglio lavorare, perché poi se si vuole un futuro è importante sia il lavoro che si fa e tutto, sì. Ok, che età dovrebbe avere questo ragazzo? Massimo fino a 30 anni. Fino a 30 anni. Da 23 anni in poi, sì. Ok, un'altra cosa, i tuoi sport, quali sono? Allora, io giocavo a pallone 5 anni, ho fatto karate, kickbox, sì, e adesso faccio per adesso fitness, dato che con il lavoro non c'è tanto tempo. Sì. Mentre i tuoi hobby? Il mio hobby è cantare, ballare e, come detto, lo sport. Ti piace andare in discoteca? Sì, sì. Cioè molto spesso? Adesso che sono qua in tu Veneto... vuoi trovare una ragazza?